È una giornata per me fantastica perché abbiamo dimostrato che funziona. Non è ancora nelle condizioni più gravose, sicuramente ci saranno altre prove ancora più performanti, però avevamo un scirocco a 19 nodi, sono aperte bene, un dislivello di 70-80 cm, è andato tutto bene e penso che le persone possano cominciare a vedere un orizzonte di vita più tranquilla, più normale. A Pellestrina la gente abbiamo brindato, insomma, che eravamo tutti quanti. Io me lo sono sognato stanotte il Mose, tanto per farvi capire. Per cui pensate anni e anni a dire no Mose, non funzionerà, eccetera, eccetera. Abbiamo dimostrato che si può fare. Ci sono ancora molte cose, dobbiamo parlare delle manutenzioni, di come verrà fatto le aperture, tutto. Però intanto l'opera vuol dire che l'ingegneria, la tecnica, la scienza ha vinto. Ringraziamo quei lavoratori, quei tecnici, quei professionisti che per anni hanno tenuto duro e anche chi ci ha creduto, che ci ha messo la faccia, insomma. Un po' alla volta Venezia sta dando una dimostrazione al mondo. Oggi, proprio oggi, ci sono inondazioni in tutta Italia, insomma, per cui penso che le persone sempre di più capiranno che cosa può fare l'acqua in termini di danno. Dobbiamo pagare le imprese, dobbiamo chiudere i conti, dobbiamo fare le opere di compensazione. Pensate che a Pellestrina c'è un muretto al largo che tanti ignorano che esista, ma che serve per rompere la marea. È calato negli ultimi 20 anni, perché il progetto è vecchio, di almeno mezzo metro, perché bisognerà rialzarlo. Tutto questo per non avere l'erosione della costa di Pellestrina, insomma, tutta una serie di cose. Poi c'è anche, nel frattempo, speriamo che il governo capisca che non ci possono togliere, insomma, almeno la cogestione, dico al comune e alla regione, ma sono convinto che lo capiranno, e il tema delle manutenzioni è un tema tecnico e forse più di costi che di altro, su cui penso, insomma, collaboreremo, ma le idee sono già abbastanza chiare, le risolveremo facilmente questa cosa qua. Il tema vero è quello di vedere l'interesse del cittadino. La cosa più importante è che i cittadini sappiano, siano informati, sia trasparente quando si fa, in che modo. E questo adesso nei prossimi giorni avremo tempo, insomma, con calma faremo tutto, un passo alla volta. Il Patriarca ha una preoccupazione sulla Basilica. È contento, penso che il Mose ha tenuto l'asciutto alla Basilica, perché quando la marea non supererà per adesso i 130 avremo comunque, diciamo, l'acqua e la Basilica verrebbe allagata. Purtroppo lì mi sembra di capire che nei vari funzioni, penso più governative, ci sia bloccato qualcosa su questa barriera che lo stesso Patriarcato aveva proposto. Cercheremo di capire cosa è successo, insomma queste domande vanno rivolte a Roma, come sempre lì c'è proprio tipo il porto della nebbia.